Sin da piccolo, da quando avevo 12 anni, dopo la morte di mio padre, ho dovuto aiutare mio nonno a tagliare l'erba. Questo ricordo io me lo porto tutt'oggi, specialmente l'odore del fieno. Fino al 92 lavoravo presso una ditta import-export a Trieste, in città, dove gestivo un ufficio. Con la guerra in Jugoslavia la nostra ditta è andata in crisi. Ho deciso di restare a casa e di continuare il lavoro nei campi dei miei nonni. L'inizio è stato molto duro, anzi durissimo, senza un soldo, le banche che mi ignoravano. Addirittura mi è venuto da domandarmi: ma Igor, chi te lo fa fare questo lavoro, no? Però poi abbiamo stretto un po' i denti e siamo andati avanti. Tutto questo, lavorare in campagna, mi rilassa, specialmente in qualche vigneto dove sono solo, mi rilasso e mi anche diverto a curare le mie viti. Nel 98 cominciamo a produrre le prime bottiglie. Oggi ne facciamo 6.000. I nostri vini praticamente sono dei vini autoctoni, cioè la Vitosca, la Malvasia e il Refosco. Il nostro lavoro in vigna si avvicina alla filosofia del biodinamico. Non usiamo più prodotti chimici, anzi usiamo soltanto prodotti naturali come tisane, alghe, batteri, facciamo sovessi, seminiamo varie erbe come la faceglia, l'avena. Questo approccio comporta molto più lavoro fisico, più attenzione, più presenza nel vigneto. Di conseguenza noi siamo presenti quasi quotidianamente in vigna. Oltre al vino, all'agriturismo, all'orto, abbiamo avuto sempre i cavalli. Abbiamo creato un ranch dove organizziamo lezioni di equitazione, passeggiate e lavoriamo anche nell'agricoltura sociale. La nostra zona da Padriciana Opicina è una zona splendida per andare a cavallo. Ci sono meno sassi, ci sono più prati. Qui puoi passeggiare ore e ore senza mai passare per stesso sentiero, su prati, boschi spesso selvatici, senza asfalto. Il giro più bello, quello che piace a me, è quello dove passi sul Ciglione Carsico sopra Trieste, dove puoi ammirare il mare, le pietre, con una vista splendida fino a Pirano. Poi mi piace stare in cantina, mi piace pensare, meditare, fare anche nuovi progetti. È un luogo di solitudine, ma è quello che a me piace di più, dove che vedo le cose che ho realizzato in tutti questi anni. Il Carso è la mia vita, è povero, è duro, è freddo, però mi piace. Non lo cambierei per niente al mondo. Ne sono innamorato.